I'm the Invisible Man. Vai, ancora! Ma di più! Esageriamo oggi! Grande spettacolo a Scratch! Puntatona con tanti ospiti, ma poi soprattutto, oggi una piccola cosa privata, devo dirla a Rudy Mosole, che so che in questo momento sicuramente sta guardando questa trasmissione. Lui sa che io sono qua, ma col cuore a San Siro, ma lui deve guardarci fino alla fine. Quindi un applauso all'Inter, io sono tifoso dell'Inter, scusatemi. Voi no? Vabbè, dai, Andiamo avanti con questa bella trasmissione, Oggi parleremo del trofeo Triveneto, guarda caso, Gran Premio, Calcestruzzi Mosole. Adesso andiamo con gli ospiti, parliamo subito con il consigliere della Federazione Ciclistica Italiana, quindi comparto regionale, quindi un consigliere, Gasparetto Vittorino, un applauso. Grazie. Abbiamo anche Graziano Barbierato, presidente provinciale di Rovigo, grazie per essere qui con noi. Arturo Faedo, responsabile regionale promozione scuola, e qua un applausone perché poi dopo mi piace. Ve lo dico, quella faccia da delinquente là è Federico Zurlo. Io gli voglio bene. E poi tanto pubblico, poi andremo anche a presentare gli ospiti, coloro che poi dopo interpretano questo bellissimo trofeo Triveneto. Oggi parleremo di Villa Lagarina, siamo stati proprio in Trentino, una splendida località tra i filari del Mar Zemino, pensate, per chi è amante del buon vino, insomma, quella era proprio un paradiso. Vicino a Rovereto, che pensate, è una splendida località. L'Arcobaleno Carraro Team ha organizzato questa prestigiosa, diciamo, tappa, la quarta tappa, e oggi noi la commenteremo con i nostri soliti 3 filmati, ma prima di tutto dobbiamo chiaramente dare parola ai nostri ospiti. E quindi Gasparetto Vittorino, consigliere FC del Comitato regionale di Veneto. Allora, oggi lei è qua, fate un po' di reclama anche per il vostro comitato, certo. Un po' spento, perché non è che vi vediamo spesso. Ma no, non è vero, ci siamo sempre, siamo dappertutto, siamo impegnati in più fronti ovviamente, quindi è ovvio che la gente lavora, però nel nostro tempo libero è dedicato a essere presenti in mezzo alla gente. Sì, ma non è che andate molto in televisione, devo dire la verità, no, poche volte. Veramente io ringrazio il Comitato regionale, Bruno Capuzzo, ringrazio te. No, Bruno Capuzzo, no. Mettiamoci attenti, Bruno Capuzzo. Ringrazio te per l'ospitalità che ci hai dato, perché per me è la prima volta che vengo in questo studio, magnifico, meraviglioso, quindi spero di ritornarci ancora. Beh, ma è logico. Ti ringrazio per l'ospitalità e quindi per me è un onore. Ma per noi è un onore, perché se non ci foste voi, noi non potremmo mica fare niente. Io dico sempre, ringraziamo il ciclocross, certo. Ringraziamo Remo Moser che ci fa fare qualche cosa, che poi dopo alla fine ci divertiamo pure, quindi va bene, no? Certo. Ecco, invece con il presidente del Comitato Provinciale di Rovigo, Graziano Barbierato, ecco, il polso di Rovigo com'è? So che avete delle belle società e anche un bel vivaio. Beh, diciamo sì, noi si parte dai giovanissimi e si arriva fino ai dilettanti, cioè in pratica completiamo tutta la gamma. Tra l'altro abbiamo anche società che corrono il femminile, anche lì si parte diciamo, dalle esordienti donne, si va fino alle donne junior. Ecco, Rovigo diciamo che è una situazione un po' geografica anomala, perché non è proprio nel cuore del Veneto, quindi qualche difficoltà credo che l'abbiate. Beh, ce l'abbiamo sì, tra l'altro se facciamo un confronto con le altre realtà venete, diciamo noi siamo proprio l'ultima ruota del carro, oppure l'ultimo raggio della bicicletta, se vogliamo stare nel tema, no? Però con questo gioco forza ci fa, andiamo avanti per la nostra strada. Ma quali sono le vostre difficoltà, essendo diciamo di Rovigo e provincia? Le difficoltà prima di tutto sono quelle economiche. La provincia di Rovigo dà quello che può dare, non si può, si spera sempre
la pensiamo sempre positivamente, però alla fine ti guardi indietro e dici quale cose non sono andate come dovevano andare. L'esempio ce l'abbiamo anche quest'anno, in questo 2009, in cui diciamo, la mazzata economica a livello mondiale ha influito anche nel nostro piccolo, perché volere volare ci sono saltate qualcosa come 5 gare. Quindi qualche difficoltà. Qualche difficoltà. Arturo Fredo, lei che è responsabile regionale per la promozione nelle scuole, ecco, io credo che i politici forse a volte sono un po' miopi, perché quando si tratta di sport non si deve, io credo che proprio sia sbagliato dire spendere, ci si investe sui giovani, quindi credo che la difficoltà sia anche letteraria tante volte, no? Quindi investire nello sport vuol dire comunque creare delle persone che un domani vivono nella società, possono diventare dei campioni oppure no, ma l'importante è che abbiano avuto tutti quanti questi giovani le possibilità di poter praticare dello sport, quindi è un investimento. Sicuramente è un investimento, l'investimento però passa attraverso problematiche diverse. E io da quando sono, in modo particolare quando sono andato in pensione, mi sono dedicato, ormai sono 7 anni, dedicato alla promozione nella scuola. Assieme a Gasparetto, naturalmente alla Società del Bosaro, siamo andati un po' dappertutto. Il nostro obiettivo era quello di creare la cultura del ciclismo, non solamente richiedere la tessera, quella è una cosa che deve venire da sola, sicuramente. Per cui abbiamo battuto tutti gli istituti comprensivi, tutte le scuole, ci siamo dedicati anima e corpo a questo progetto. Poi quando il Presidente Capuzzo ha fatto il suo programma, ha inserito dentro in questo pacchetto anche la promozione nella scuola. Io sono stato ben felice di accettare questo incarico. Questo incarico naturalmente sta già lavorando, stiamo già lavorando bene. Sono stati creati in ogni provincia dei responsabili, i quali responsabili vanno a tappeto nelle zone. C'è un progetto nazionale integrato da noi, naturalmente abbiamo fatto dei video in base alla nostra esperienza. Siamo partiti anche noi con poco e adesso la tecnologia ci permette di avere tanto, certo. E quindi abbiamo dato anche tutto il nostro know-how, tutto quello che avevamo l'abbiamo dato a questi. Lei parla da manager, quindi qualcosa traspare del suo passato, ma voglio dire, come ci si interfaccia? Parliamo così perché oramai ci interfacciamo tutti nell'era della computerizzazione. Io credo che sia molto difficoltoso entrare nelle scuole, parlare con i docenti in chiave moderna, avere due linguaggi, uno quello forse un po' più spocchioso degli insegnanti e un altro linguaggio che invece va attraverso quello del linguaggio dei ragazzini. Ecco, non credo che sia cosa facile, anche perché bisogna essere un po' preparati. Tanti lo hanno fatto anche in zone più prestigiose, tra virgolette, di Rovigo, però fallendo inesorabilmente. Bisogna anche avere un po' di... Diciamo che non è facile, lei ha centrato uno dei problemi. Andare nelle scuole bisogna parlare col linguaggio dei ragazzi. Io quando ho fatto le prime lezioni ancora con le schede, con la lavagnina magnetica, sono andato a cercare nei libri, nelle quaderni, però ho cercato, io non sono laureato, però mi sono dedicato anima e corpo sia prima nel lavoro. Guardi, neanche io sono giornalista. E dopo nello sport. Fategli un applauso. Ragazzi, ma siete un po' tiepidi, ma allora... Arturo, dicevo, neanche io sono giornalista, non ci preoccupiamo, insomma. No, ma dico, mi sono dedicato anima e sport a questi progetti, perché quando si entra in modo particolare nella scuola, o entri, io ho sempre detto e dico nelle riunioni varie che ho fatto con i vari responsabili, dobbiamo entrare dalla porta, mai dalla finestra, cioè ci dobbiamo confrontare con tante realtà, ci dobbiamo confrontare con gli insegnanti e ci dobbiamo confrontare con i ragazzi. E con dignità, oserei anche dire. Con dignità e soprattutto con capacità, e dobbiamo spiegare quello che sappiamo, non quello che non sappiamo. Ma sai che lei mi piace? Guarda, io questo qua mi piace proprio, ma ne parliamo ancora. E allora, adesso sicuramente facciamo la prima trancia con gli allievi esordienti, donne allieve, esordienti donne, insomma la prima tranche. Federico Zurlo, la mandiamo in onda questa cosa qua? Ma sai che tu veramente tu sei giovane,
Ma stai sulle balle come zoppa, vincete sempre, adesso basta. Ma andiamo avanti alle immagini? Andiamo. Ma vergogna di andare avanti alle immagini, dai. La splendida cornice di Villa Lagarina in provincia di Trento, l'Arcobaleno Carraro Team, società organizzatrice, un po' la patria del Marzemino, soprattutto una cittadina splendida come Rovereto, a pochissimi chilometri proprio dalla località, dove oggi si frequenterà la quarta tappa del Gran Premio Trofeo Triveneto, Gran Premio Calcio Struzzi Mosole. Intanto vediamo il paddock allestito da Lucky Martin, i giudici, dal Col. Tutto è quasi pronto per il via alla prima kermesse, dove vedranno impegnati gli allievi primo e secondo anno, donne esordienti, quindi donne allieve, ed esordienti i maschietti. Intanto vediamo i saluti di tanti atleti, abbiamo visto anche chiaramente un bel gesto che ci fa piacere, sia di Molaro Alex, che si fanno il segno della croce, un momento anche questo importante, visto i tempi che corrono, vedere dei ragazzi che continuano delle tradizioni positive come quelle della religione fa piacere. Partiti gli allievi, prima abbiamo visto proprio Quarato Giuseppe, lo sentiremo poi in una breve intervista, ragazzo che arriva da Taranto, pensate, quindi molti sacrifici per lui. Tanto allievi primo e secondo anno abbiamo visto Samsa, abbiamo visto già Federico Zurlo partire come al solito con il suo passo, e vedremo come si dipanerà questa prima gara tra i filari di Villa Lagarina. Abbiamo già detto appunto i filari del Marzemino, un vino molto buono, un vino di grande eccellenza del Trentino. Qua abbiamo gli esordienti, poi tra poco vedremo anche le allieve, quindi anche le donne esordienti. Qua abbiamo chiaramente la Giop, abbiamo anche la Asia Paladin, ma anche Mercante Chiara. Per quanto riguarda la composizione del primo anno abbiamo Baratin Alessio, Coledani Nadir, poi abbiamo Casanova, Casolari, Jacobei, dal Col Simone, poi abbiamo Milonowski, Darius della Pugliese Lito Unica. Ecco, come si diceva, belle queste immagini. Ciclocross vuol dire questo, vuol dire soprattutto interpretare il sito dove vengono sviluppate queste gare, proprio per dare quel pregio chiaramente che soltanto la natura, in questo caso la natura di Villa Lagarino, può offrire. Ecco, le gare del ciclocross sono queste, si parla tanto di mountain bike, anche perché questo è un percorso che è un po' un crocevia tra il mountain bike e il ciclocross, ma d'altronde le antiche, diciamo così, le antiche passioni del Trentino sono proprio sul mountain bike. Vediamo Gibo Simoni ancora oggi che si cimenta in quella specialità, quindi chiaramente le evocazioni portano chiaramente ad un circuito, diciamo un crocevia tra il mountain bike ed il ciclocross. Bella questa immagine, abbiamo visto di schiena Azzurro Federico con il dorsale numero 91 che fa un po' da apripista su Quarato e Cuciniello Manuel della Ciclamanti. Poi abbiamo visto anche Luca Mavaracchio che sta vestendo in questa tappa la maglia di leader del Gran Premio Calcestruzzi Mosole, del Trofeo Triveneto, per cui andremo a vedere già la terza apparizione di Federico Zurlo. Chiaramente fino a questo punto pare quasi incontrastato, dove c'è lui arriva sempre primo, quindi gli toccherà fare gli straordinari agli inseguitori. Bene si sta comportando Mercante Chiara, l'abbiamo appena vista sui nostri teleschermi, ma abbiamo visto anche Manzan Federico del gruppo sportivo Mosole che sta andando molto bene insieme a Zanella Marco. Abbiamo visto anche Franzolin Giulio che stanno un po' dettando i ritmi di questa gara a loro riservato. Un altro momento con Samsa, il circuito qua è molto ben disegnato dagli amici di Villa Lagarina, dell'Arcobaleno Carraro Team, i quali veramente hanno sviluppato un bellissimo percorso, chiaramente avvantaggiato scenograficamente da questi filari. Li vediamo, sono bellissimi, sono chiaramente anche molto televisivi, danno un po' il senso e il significato del luogo dove stiamo andando a commentare questa gara. Abbiamo visto con il dorsale numero 152 proprio Asia Paladin. Abbiamo anche la Lucia Turri, Camatta, Romanin Sara, la Buratti Marica. Romanin Sara, ricordiamo 2 anni fa Scorzè, vincitrice nella sua fascia degli esordienti con il ciclocross, oggi è una donna allieva, quindi anche lei sta andando molto bene, sta andando molto avanti con la sua
carriera nel ciclocross. Vediamo una titubante Asia Paladin, in pratica questa è una curva che porta poi dopo, questo è Job, che porta sull'arrivo, ancora Federico Zurlo, testa di serie, Samsa, abbiamo visto anche l'altra maglia verde, vale a dire Semenzato anche Camilla l'abbiamo appena vista, abbiamo visto la maglia verde che dicevamo di giornata, questo è il numero 74, 174, il 174 è Job Elisabetta, l'abbiamo citata prima, ancora Samson tra i filari di Villa Lagarina, un bel circuito anche ben sviluppato, oltretutto anche molto tecnico per quello, ma d'altronde è tutto il movimento del ciclocross, tutti i circuiti del ciclocross sono veramente apprezzati dagli atleti e non soltanto, anche da Fausto Scotti, il quale oramai sta facendo visita parecchie volte sul circuito del Trofeo Triveneto. Ancora la numero 152 Asia Paladin, qua siamo già all'arrivo e vediamo con nonchalance Federico Zurlo vince e insomma gli altri arrancano, abbiamo visto Cuccinello Manuel al secondo posto, Quarato Giuseppe, il ragazzo dell'Iron Man Metal Cicli Protec, il ragazzo di Taranto, e insomma Mavaracchio Luca in maglia verde presumibilmente la perderà proprio a favore di Federico Zurlo. Qua abbiamo visto Alessio Barattin, Rinascita Ormello Pinarello, Coladani Nadir, Samsa Simone al terzo posto, Franco Alessandro al quarto, Bennati Riccardo al quinto, quindi anche qua è Samsa Simone a rischio di maglia perché Barattin ha fatto una bellissima gara. Continuiamo poi con le grandi volate, qua abbiamo Franzolin Giulio per quanto riguarda gli esordienti, su Todaro Manuel, Andreatta Luca, Forcolin Gianluca e Pelizzon Moreno. Poi ancora Mercante Chiara, tanto vediamo questa bella acuto di Franzolin, abbiamo Mercante Chiara per quanto riguarda le donne allieve, Paladin Asia al secondo posto, Turri Lucia e Semenzato Camilla seguono. Asia Paladin ha avuto qualche problemino di stomaco, evidentemente, povera lei, è un augurio che si possa ristabilire, tante volte abbiamo detto anche forse una cattiva alimentazione, qualcosa sullo stomaco. Donne esordienti, Giop Elisabetta, Tavernini Michela e Gerola al quinto posto, vediamo la Asia Paladin leggermente addolorata, tanto vediamo il numero 174, questo è proprio Giop Elisabetta, che termina la sua gara vincitrice di questa sua speciale classifica. Giuseppe Quarato, allievo, insomma abbiamo già un po' raccontato la tua storia, tu arrivi da tanto lontano, da Taranto, due conti facendoli, insomma da qua a Taranto sono 1000 chilometri, ecco chi ti dà la forza? È la passione, la voglia di correre, perché a me piace tanto la bici e appunto vengo qui a correre perché qui diciamo che è la Serie A del ciclismo. Giù invece il meridione è un po' difficile. Il meridione diciamo che non è difficile, è brutto correre perché non si corre bene, qui invece è bello, mi piace correre qui, è bello. C'hai anche qualche speranza che qualcuno ti vede, insomma? Sì, in effetti grazie all'anno scorso sono entrato in questa squadra, la Ferrometal, che diciamo che è tra le migliori in Italia. Ecco, ci viene in mente insomma una trasferta così lunga, insomma anche dei costi, no? Tu cosa fai nella vita? Studio e mi alleno nella vita. I tuoi genitori faranno sacrifici? Molti sacrifici. Te la devi vedere qua con un certo Federico Zurlo. Lo temi? Oggi sei arrivato là, forse non hai capito che era l'ultimo giro. Tutti non abbiamo capito che era l'ultimo giro, in effetti sono arrivato all'arrivo con le mani sotto, rapporto tranquillo, leggero, e in effetti siamo diciamo incazzati tutti. Quando ti vedi giù dalla Puglia, gioisci delle tue performance, ti piace vedere questo grande carrozzone? Sì. Ho tutte le foto, tutte le gare, tutte nel mio computer lì e le vedo sempre. Vai! Andiamo! Bella, Federico, hai sentito questo ragazzo qua? Giuseppe Quarato, si fa 800, 1000 chilometri per venire a correre. E cosa pensi di questo tuo collega, Ma allievo come te? Devo dirgli complimenti perché non tutti fanno quel sforzo che... C'è anche un certo tocco che arriva dalla Sardegna, quindi questo trofeo Triveneto affascina comunque. È bello questo circuito e siamo partiti anche in tanti domenica. Quanti eravate?
Avevamo circa 250 Una complessivamente schifezza proprio, con gli esordienti. Tutti. Bisogna fargli un applauso a questi qua, Ah, sì, sì. Di Villa Lagarina, Bravi. Arturo, 250 partenti. Giuseppe Quarato è un ragazzo che a me fa una tenerezza infinita, perché io immagino i sacrifici dei suoi genitori, che chiaramente spenderanno molto per la speranza di avere un domani un campione, ma sicuramente, anche se non diventerà un campione, io lo auguro anche agli ospiti che abbiamo qua, insomma, che possano diventare delle persone importanti nella vita. Speriamo. Il nostro sforzo è proprio dedicato a questo. La Federazione Nazionale ha puntato da alcuni anni su questo progetto. Scusate un attimo, la interrompo un secondino solo. Pronto? Sì, pronto? Chi parla? Sono Gimondi. Non ci posso credere, no, dai, non ci posso. No, lei mi. No, o è un imitatore o se no io casco, muoio e basta. Felice Gimondi. Ma no, dai, ma non ci credo, ma veramente. No, è vero. Niente, volevo complimentarmi perché state trasmettendo i ragazzini e questo è direi molto importante per la promozione del nostro sport e per la crescita anche sociale di questi ragazzi. Scusi, Felice Gimondi, qua la gente non ci crede, dai. Lei è quello degli 8 podi al Giro d'Italia? Su quello che ho fatto 14 giri d'Italia e 9 podi, no? 9 podi. Ecco, ho detto subito ma è vero? Cioè io veramente, lei è stato il mio idolo. Intanto vi guarderò. Ma lei è stato il mio idolo, è l'idolo di tantissime persone. Io sono veramente trasecolato, onorato e le faccio un applauso, ragazzi. Sono troppo felice. No, dai, è troppo. La vede bene questa trasmissione, signor Felice? La vede bene? Ho visto i passaggi prima in mezzo ai vigneti, sono fantastici, poi questo rapporto diretto con la natura vuol dire un'educazione fondamentale anche per i nostri giovani, per sapere crescere apprezzando le cose belle della vita. E guardi, questo le fa onore perché dice delle cose sagge, ma d'altronde da lei è normale che sia così. Cosa pensa rispetto ai suoi anni, che il ciclocross lo facevano un po' in tanti, insomma, non è che erano tanto schizzinosi. Oggi c'è un po' di dualismi, sa, la strada piuttosto che preferire quest'altra disciplina. Lo sport in generale penso che sia affascinante tutto. E poi in questo caso, questo tipo di ciclocross un po' più alleggerito, per la verità, rispetto ai suoi tempi, potrebbe ancora affascinare. Il suo pensiero. No, non è che potrebbe ancora affascinare, per me affascina più della strada, soprattutto se parliamo di ragazzini, perché i genitori mandare un ragazzino sulla strada è estremamente difficile e pericoloso, quindi consigliarlo magari nell'età dei 9-10 anni di fare il fuoristrada, sia ciclocross o mountain bike, per farlo crescere e prendere confidenza col mezzo, dopo se ha determinate attitudini a 18-19 anni, quando anche la famiglia è più tranquilla, può fare anche la strada. Ecco, perché c'era anche la scorsa settimana, ne abbiamo parlato con alcuni ospiti, e ci sono molti corridori, non bisogna neanche nasconderlo, che sono leggermente disoccupati. Ecco che allora la pista o il ciclocross potrebbe comunque, diciamo così, affascinare e fagocitare in qualche maniera questi talenti che comunque lo sono e potrebbero anche, diciamo così, continuare una carriera e anche, insomma, con un certo ritorno economico. Sì, però è chiaro che oggi questi ragazzini crescono in modo specializzato sul settore, quindi diventa difficile. Non so, ad esempio qualche anno fa qualche ex professionista entrava nella mountain bike ed era subito competitivo, oggi è molto difficile perché tecnicamente c'è stato un salto di qualità pauroso. Quindi non è così facile, insomma. Che conta è che vorrei trasmettere a questi ragazzini di fare dello sport senza l'esasperazione del risultato e con la tranquillità anche da parte dei genitori che in un campo chiuso o un fuoristrada non c'è il rischio che andare su strada. E poi, signor Gimondi, parliamoci chiaro, fare sport prepara la vita. Sembra quasi un luogo comune, oggi ci prendono anche un po' in giro, però piuttosto che vederli nei bar, ambriacarsi dalla mattina alla sera,
E insomma, i genitori devono anche contare in questo, che abbiano un po' più di peso. Ma direi che è indispensabile per la crescita dei ragazzi. Perché? Perché c'è un confronto diretto, prima cosa fondamentale si impara a perdere. Che è la cosa Poi essenziale. sì. Ma qua gli è sfuggita questa cosa qua, che è geniale. Imparare a perdere è importante, ci andrebbe un applauso qua. E io non ci posso ancora credere. No, non ci credo, non ci credo. Imparare a perdere e poi con il contatto diretto dell'avversario impari anche un po' di furbizie per poi usare e adattare al momento opportuno. Io, se potrei dare un consiglio ai genitori, dico: portate il ragazzino sul campo di gara, poi lasciatelo fare. Se vince, vince, se perde, perde, che conti che faccia quello che si sente dentro, l'istinto suo. È vero, ma sa, signor Gimondi, qual è il mio leitmotiv? Io dico sempre, dove ci sono delle coppie in crisi che hanno i figli di 7, 8, 10 anni, che li portassero al ciclocross, che poi la sera hanno qualcosa di importante con cui confrontarsi. È un mondo particolarmente significativo quello del ciclocross, una bella famiglia. Sì, e poi, ripeto, è bello perché c'è questo rapporto diretto con la natura. Ormai i ragazzini che vivono in città non riescono più a distinguere un albero da un altro, fanno fatica magari a capire che prima siete passati in un vigneto, non so se rendo l'idea. Quindi portiamoli nella mischia e basta, purché facciano qualcosa di sano. Guarda, lei è illuminante e ho capito perché è un campione nella vita. Per lei è stato un campione sicuramente delle due ruote, ma nella vita ha fatto veramente cose ancora più importanti, oserei dire. E quindi me ne compiaccio. Niente, io mi complimento con voi, mi auguro che questa trasmissione continui. E noi ce l'auguriamo tutti. Perché è estremamente importante per i nostri ragazzini e farli crescere con estrema serenità. Visto che qua una domanda gliela devo ancora fare, le piace questo Giro d'Italia? Come è disegnato? Il prossimo? Ma Giro d'Italia, io credo che in Olanda la terza tappa sia un trabocchetto importante dove c'è da stare in campana, perché ci sarà sicuramente vento e si corre tutto sotto il livello del mare, quindi siamo proprio allo scoperto di tutto. Una cosa che non mi entusiasma è che non c'è neanche una cronometro vera, insomma, per lo specialista c'è solo il prologo di 8 km e basta, perché poi se andiamo a vedere Verona c'è salita e discesa 8 e 8. Fortunati noi italiani. Un'altra cosa che non mi piace, dovendo essere molto sincero, e ci piace questo, è la cronoscalata a Plan de Corones, ma non per la cronoscalata, che viene dopo il giorno di riposo. Quindi perde anche un po' il fascino della deve montagna. Puntare a vincere il Giro non è un giorno di riposo, è un giorno di tensione nervosa e basta. E quindi crediamo che dal suo pulpito valga qualcosa e noi le facciamo un applauso. L'ultimissima domanda, poi dopo la lascio stare alle sue cose. Signor Gimondi, cosa è che le piace di più del ciclismo di oggi e la cosa che le piace un po' meno? Ma il ciclismo di oggi è talmente così, è arrivato a livelli, come posso dire, scientifici, dove uno può addirittura misurare la propria condizione di forma. Ha perso forse un po' di rapporto umano, dove c'è un'esasperazione totale, e quindi però diventa sicuramente più difficile e più impegnativo il nostro. La cosa più bella è che abbiamo ancora tantissimo pubblico e quindi mi auguro che anche in questo Giro d'Italia, che poi tra l'altro finisce con una settimana tosta, ci siano sempre tanti sportivi a vederci. Noi, signor Gimondi, la ringraziamo immensamente perché ci ha fatto veramente un regalo. Ringrazio lei, ma vorrei soprattutto dire a questi che volete fare il ciclismo è uno sport vero, ci vuole impegno, volontà, determinazione e sapere esaltarsi nella fatica per poter emergere. Ci venga a trovare qui negli studi, signor Felice Gimondi, io la ringrazio tantissimo, la faccio congedare con un grande applauso. Grazie, grazie, grazie. Troppo bello. Uè, Tusat, ma è una cosa incredibile, ma qua ci va un applauso al mio cuore che ha resistito.
Lo dice Gimondi. Dai. Sì, metti la musica e tra poco piango, non ci posso credere. Ti vedo piangere. Incredibile. Gasparetto Vittorino, oggi può dire, noi di Rovigo c'eravamo. Certo. Che emozione. Certo. Che parole. Veramente un'emozione, veramente sentire anche le parole di un campione che è stato un vero campione sia nello sport Un'altra, vabbè, che nella dai. vita, quindi... Chi è pronto? Pronto? Chi parla? Sono Quarato, Giuseppe. Ciao Giuseppino, un applauso! Allora a tutti. Ma tu non sai che piacere che mi fai! Da Taranto! Parliamo un'altra volta e ti ho promesso che dovevo chiamare. Hai fatto bene, ma ti parlo pure io alla pugliese. Che tempo che fa là? Dimmi che tempo che fa a Taranto. È bello, è bello. Beh, ci mancherebbe altro. Ma Giuseppe, prima parlavamo con Federico, ma fai tanti sacrifici, i tuoi genitori sono là? Sì, sono qui. Dagli un bacio da parte mia, perché sono genitori con la G maiuscola. Ok, va bene. Va bene. Ci vediamo alla prossima? Ma ti stanno sentendo, eh? Ti sentono. Sì, ti sentono anche loro. Ci vediamo alla prossima. Sì, a Lucca. Saluto il mio rivale amico Zurlo. Rivale amico Zurlo. È un bel dualismo questo qua, Zurlo, Quarato, insomma, però ti devi anche lasciare ogni tanto qualche spazio. Però mi pare che nella gara che abbiamo appena visto non avevi sentito la campana. Tutti, non solo io. Ma bisogna dire che la campana va... Sai perché? Il signore della campana aveva paura di disturbare la musica. È uno scherzo, però. Oh, un applausino, ragazzi. Quarato, io ti ringrazio. Ti do un bacio. Grazie. Ci vediamo poi a Bolzano. Va bene. Un bacione, caro. Buonasera a tutti. Saluto Matteo Aranda. Federico, ti sei contento? Che giornata oggi. Si parlava di Quarato, questo ragazzo che fa tanti sacrifici, ne parlavamo prima, Arturo. È importante anche incoraggiarli, perché Gimondi diceva prima, vi ringrazio che fate una trasmissione per i ragazzini, e ci mancherebbe altro. Le trasmissioni per i professionisti le fanno già gli altri, basta, cioè voglio dire, è inutile che noi andiamo ad acclamare i campioni che oramai sono già con la residenza a Monte Carlo. Abbiamo fatto un paio d'anni fa un esperimento che è molto riuscito a proposito dei campioni. Nella festa finale di promozione dell'Istituto Comprensivo di Polesella abbiamo avuto l'onore di avere con noi Franco Ballerini, commissario tecnico. Che ci ha chiamato la settimana scorsa. È stato un exploit eccezionale, una promozione che non ha eguali. Il ciclismo è proprio lo sport più bello del mondo. Esatto, quindi perché mi viene questo spunto dato dalla telefonata di Gimondi? Mi viene per dire che questi campioni devono essere, in modo particolare questi, che sono state le colonne del ciclismo, devono essere i promotori del ciclismo giovanile, perché tramite loro ci sono tanti insegnamenti, possiamo trarre di tutto. E quindi è un bel traino per il settore giovanile e per le scuole in particolare. Dopo questa pausa della seconda tranche, dove avremo gli juniores, donne e fascia 2, tanto per dire Zoppas, l'alter ego di Federico Zurlo, parleremo anche del progetto Pinocchio, se non le dispiace. Senz'altro. Le dispiace? Sono molto... Non ci sono chiamate, ragazzi, felice. tutto a posto? Possiamo andare via lisci? Quant'è l'Inter, scusatemi? Mi stanno prendendo in giro, avanti con la... Andiamo avanti con secondo tranche. Quattro a Un 0. applauso. Anche. Castello Madama, Lazio, insomma ci hai fatto brillare gli occhi. Diciamo che non sei partito da stragrande, hai avuto qualche problemino. Fausto Scotti ha detto è un fuoriclasse, è uno che quando va o è primo o si demotiva, è vero? Diciamo che cerco di stare sempre tra le prime posizioni, poi certo accadono delle cose magari che ti tirano un po' giù di morale, però ci si allena per superare tutto. Ieri a Mantova ho fatto una discreta corsa,
credo di essere andata abbastanza bene, quindi niente, adesso guardiamo la corsa di oggi e poi ci alleniamo per il futuro per fare ancora meglio. Questo trofeo Trivento insomma ti piace? Sì, adesso sono 5 anni ormai che vengo tutti gli anni a fare questo trofeo e qui in Veneto ci sono i migliori corridori d'Italia per quanto riguarda il ciclocross, e quindi bisogna venire su per competere con i più forti d'Italia. Ecco. Secondo round di Villa Lagarina per l'arcobaleno Carraro Team, società organizzatrice. Qua vediamo ai nastri di partenza gli juniores, donne elite, donne junior, master woman 2, tanto per intenderci Maniago Paola dal Borgo, Torresani Vallortigara. Poi abbiamo le donne elite, tanto per citarne una, la Staffler Evelyn, che l'abbiamo vista in grande spolvero proprio a Ziano di Fiemme la scorsa settimana. Sono partiti gli junior, grande battaglia per quanto riguarda questa categoria tra Rudy Lorenzon non soltanto, ma anche Scapolan, lo stesso Andrea Righettini, che lo vediamo bello pimpante già da qualche settimana, ma tanti sono veramente gli junior che possono veramente, diciamo così, far suscitare qualche interesse anche da parte di Fausto Scotti. Anche Daniele Trentin della Marchiol Orogildo Pasta Montegrappa tra i partecipanti di questa gara di Villa Lagarina. Ricordiamo una località immersa in un verde straordinario in questi filari dove si coltiva il marzemino, pensate, vicinissima a Rovereto, una delle più belle cittadine d'Italia. Tanto vediamo anche le donne sono partite, abbiamo visto la Elena Valentina con la maglia tricolore, anche qua la Staffler, la Cuciniello, la Torresani Bergamin, poi abbiamo la Elisa Arman. Per quanto riguarda invece gli amatori, quindi fascia, chiaramente fascia 2, qui abbiamo un certo e dico Flavio Zoppas, ma abbiamo anche Santeschiro, Durante Agostino, Martin Joseph, che l'abbiamo visto molto bene la settimana scorsa, ma abbiamo anche Paccagnella Ottavio, pensate, poi dal grande Giuseppe della Citec, anche lui un bel corridore di quelli che si smazzano parecchio, insomma, e poi dopo non fanno certo brutta figura. Ecco partiti. Questi sono gli amatori, vediamo subito pimpantissimo veramente il numero 90 dal grande Giuseppe, che vuole subito imprimere un ritmo esagerato per pensare di scollarsi di dosso quella zecca di Flavio Zoppa, perché Flavio Zoppa è sempre attaccato al primo, poi dopo va via col suo passo. Speriamo che oggi faccia vivere un po' di scenario, un po' di, diciamo così, un po' di notorietà anche ad altri atleti, però d'altronde Flavio Zoppa se lo merita. Sono tantissimi anni che noi commentiamo il ciclocross e lui è sempre stato uno che è andato avanti a tutta sempre, quindi vuol dire che è un atleta a tutto tondo, un atleta di quelli che sanno esattamente cosa vuol dire vivere da atleti, quindi molto probabilmente una vita molto regolare, chiaramente una dieta molto molto rigorosa, e d'altronde se uno vuole fare l'atleta a certi livelli giustamente così si deve comportare. Vediamo junior con Rudy Lorenzon che sta tenendo il passo, proprio dietro abbiamo visto il numero 23, poi abbiamo visto anche Righettini, qua ancora abbiamo visto Turri Michele, ma qua partecipa anche Tocco Andrea, Sardegna sotto zero Ozierese, quindi un complimento a Tocco Andrea che anche lui, come dall'altra parte il ragazzo allievo Quarato Giuseppe, fa tanta strada, lui pensate arriva dalla Sardegna, quindi bravissimo Tocco. Questi sono quei corridori che hanno secondo noi è un pizzico di valore aggiunto in più, perché fare tanti chilometri vuol dire avere una passione doppia rispetto a coloro che comunque devono soltanto attraversare la strada per poter, diciamo, gareggiare. Qua abbiamo dei problemi, addirittura di fare 30-40 km diventa un impegno quasi impossibile, proibitivo. Questi qua pensate partano da un'isola lontana, comunque poi devono prendersi o l'aereo o il traghetto e poi tanti e tanti chilometri di macchina o di furgone per raggiungere questi siti dove chiaramente il ciclocross la fa da padrone. Vediamo questa bella azione di questa concorrente, la numero 3. Abbiamo visto proprio Righettini Andrea col numero sul dorsale 3 e subito dietro Rudy Lorenzon, anche lui pimpante, questo non lo calcoliamo neanche, numero 87, pensate chi è? Flavio Zoppo, va via anche lui, sembra Carla Fracci quando sale le ripide, io non so. La Mara Dal Borgo l'abbiamo vista in segue alla Cremente, Mara Dal Borgo che fa parte delle Master Woman, quindi battaglia aperta, certo che la Staffler ragazzi
arriva dal mountain bike ma va via come una fusetta, pensate che non perde neanche il giro, è lì che se la sta veramente giocando alla pari, quasi alla pari con gli juniores, quindi un atleta tutto tondo, questa bella realtà. La Evelyn Stafford si sta veramente innamorando del ciclocross, lo sentiremo tra poco, quindi anche dal mountain bike. Prima, 2 settimane fa, diceva mi piace di più il mountain bike, adesso comincia a cambiare un po' idea, perché il ciclocross in effetti è bello e non è perché ne abbiamo la passione che lo commentiamo, è proprio bello, è variegato, è spettacolare, come in questo momento l'abbiamo visto con il numero 25, una bella azione questa di Enrico Scapolan, ancora il numero 5, l'abbiamo visto proprio in faccia in questa occasione. Abbiamo visto anche Righettini Andrea prima, adesso ancora la Valentini, vediamo che è impegnata su questa salita. Per commentarla è semplice, intanto guardate che scenografia, ragazzi, sembra quasi una copertina questa qua. Un cielo terzo, azzurro, una salita marron, bene, gusta, sposa veramente i colori della natura, i colori del ciclocross. Veramente sono questi i colori del ciclocross ed è veramente un pregio poterle commentare, ma soprattutto anche riprenderle ti dà quella soddisfazione di essere a contatto con la natura. Tante volte noi arriviamo la sera a casa e diciamo oggi abbiamo trascorso una bella giornata, non siamo andati in giro a bivaccare così stancamente nei negozi, ma abbiamo preso dell'aria buona e abbiamo visto che in questo caso prima la Lazzaro e poi dopo Zoppas e ci siamo divertiti, come tanta gente che si assiepa dietro le transenne per venire a vedere questo spettacolo completamente pro bono, gratuito, dove fa trascorrere delle ore in lietezza a tante famiglie. Continuiamo a dire che il ciclocross è propedeutico anche per le famiglie in crisi. Portate i vostri giovani a gareggiare nel ciclocross e la sera vi volete più bene. Ancora una bella azione di Rudy Lorenzon, questo è un bel ragazzo, sta andando molto bene quest'anno, questo è un ragazzino sempreverde. Abbiamo visto anche Thomas Paccagnella andare molto bene, ma anche da grande si sta ben comportando, non soltanto anche durante Agostino. Martin Joseph è sempre là che se la sta giocando, se la gioca fino all'ultimo. Martin Joseph della ARSV Vinskagau. Queste sono le ultime tornate, ancora un Rudy Lorenzon leggermente affaticato, forse ha sbagliato pedivella e così concede il fianco ad Andrea Righettini dell'Arcobaleno Carraro Team, che si impone e quindi è anche giusto far vincere gli altri. Lorenzon Rudy comunque al secondo posto conserva alla grande la maglia, Todaro Fabio Alfonso al terzo posto, poi segue San Parisi e Turri. Per quanto riguarda invece le donne Elite Junior dobbiamo aspettare un momentino perché la Stafford ha preso il giro, quindi gli tocca fare un giro in più rispetto alle sue colleghe che in pratica terminano la gara. In questo caso invece vediamo proprio Maniago Paola della Master Woman 2 che vince sulla Dalborgo Mara, Torresani Lara e Vallortigara Sara al quarto posto. Qua vediamo una vecchia conoscenza, alza le braccia, chiaro, Flavio Zoppas su tutti, su Schiro Sante, su Durante, su Martin Joseph, su Valentini, Renzo, dalla Giacomo, da Grande, Paccagnella, Gnatta, insomma tutti i più bravi della fascia 2. E qua vediamo là proprio Stafford Evelyn su Cuciniello Francesca, di seguito Valentini, Oberdofer, Lazzaro Legna. Evelyn oggi una vittoria senza tanti problemi, insomma una vittoria di prepotenza. Senza problemi, ho fatto anche un po' fatica oggi, bella giornata, bel percorso, sono molto soddisfatta. Primo anno che ho iniziato col cross già un po' più prima, sono contenta, adesso la terza vittoria in fila e niente, sono contentissima. Dopo che hai frequentato il ciclocross cominci a prendere più passione oppure insomma la passione primaria è sempre il mountain bike? No, devo dire che adesso la passione per il ciclocross ce l'ho tanto e mi sto divertendo molto e niente, adesso voglio continuare, voglio fare europei e forse se mi merito anche i mondiali e adesso guardo. Intanto faccio le gare e guardo dove riesco ad andare. Incubo Lorenzon oggi insomma è stato demonizzato. Sì, questa volta è andata bene, dai. Lorenzon è forte, però sono riuscito a stare lì davanti oggi. Un percorso abbastanza disegnato in maniera che forse era per le qualità di un longilineo, è vero? Sì, perché c'erano delle salite abbastanza difficoltose e lì andavo bene io e sono riuscito a andare un po' meglio nell'ultimo giro e mi sono avvantaggiato di quei pochi metri che mi sono
sono riuscito a vincere. Un pensiero alla maglia ce lo fai? Beh sì, se continuo così a andare bene a fare punti magari riesco anche a prenderla, però è difficile. Flavio, io onestamente sono stanco di vederti sempre in verde, insomma ti sta anche bene, però proprio è un colore che a te ti addice particolarmente. Sì, beh, io finché posso cerco di vincere, poi magari più avanti quando si farà percorsi differenti magari ci sarà qualcuno che va più forte di me. C'era da dire con Righettini, questo era un percorso molto diverso, pur essendo nello stesso percorso, sali, scendi, discese particolarmente tecniche, salite piuttosto diciamo così impegnative. Sì, diciamo che assomiglia più a una gara di mountain bike, ci sono belle salite molto dure, strappi veramente duri. Io faccio mountain bike e oggi mi sono trovato veramente bene. La Staffler ha detto che lei si sta affezionando molto al ciclocross pur arrivando dalla mountain bike. Diciamocelo francamente, il ciclocross ha un fascino particolare. Sì, io penso che abbia qualcosa in più, a dire il vero. Non so cosa sia, però è molto tecnico, il pubblico è più a contatto con noi e ci divertiamo noi e anche il pubblico. Vai così che mi piace! Beh insomma, gentili telespettatori, cosa posso dire? Mi dicono in regia che stanno arrivando una moltitudine di messaggi, chiamate, non so come ringraziarvi. Evidentemente questa trasmissione un po' piace e veicoliamo un bel discorso, che è quello che poi dopo in conclusione lo ha detto anche Flavio Zoppas. Il bello del ciclocross è perché la gente è lì vicina agli atleti e gli atleti in questo si gasano, come d'altronde ci gasiamo anche noi altri e ci pare giusto. Allora ci ha chiamato anche Fausto Scotti, lo ringraziamo, è in volo per Roma, mi pare era a Milano, e quindi ci scusiamo se non abbiamo potuto mandarla in onda, ma non mancherà occasione. Intanto io vorrei subito fare dei ringraziamenti e salutare il GS Postumia 73 Dino Oliviero, perché conta anche lo sponsor, e un applauso che date ragazzi. Con Tiziano Pastro di questi ragazzi qua, Poi abbiamo il gruppo ciclistico Bosaro Emi, che eccoli là, bravi. Liberi ciclisti di Adria 2002, dove siete? Eccoli qua, così abbiamo fatto un bel, ma chiaramente dulcis in fundo, partiamo anche per una questione di galanteria, con la campionessa del mondo di ciclismo nell'ordine dei giornalisti, se non sbaglio, Ilenia Lazzaro, grazie, Diego Retis, Thomas Paccagnella, Matteo Pancherini, eccolo qua, sorridi, bisogna ridere, la vita è bella. Che bei tusi! Allora, eravamo rimasti, intanto parliamo anche con Graziano Barbierato, presidente provinciale di Rovigo. Questa trasmissione veicola, come diceva prima Gimondi e poi tanti e tanti che lo dicono, insomma, quello che è poi dopo il progresso del futuro, i nostri giovani. Ecco, voi a Rovigo avete qualche problema così geografico, però non demordete, ci avete coraggio. Ci mancherebbe però tutti col bel viso sorridente. Prego. Ci mancherebbe altro. Se ci areniamo vuol dire è inutile che stiamo qua a fare sport, a parlare di ciclismo, tutto quello che ci va dietro. Guardiamo sempre avanti, gli obiettivi anche per il 2010, quello di allargare un pochettino quello che sono i nostri orizzonti. Se adesso andiamo a fare un raffronto di questo 2009, che ormai già tutte le società stanno tirando le somme, sotto il profilo, diciamo, vittorie, non è come il 2008, però anche quest'anno nel nostro piccolo, diciamo, ci siamo levati le nostre soddisfazioni. Progetto Pinocchio, vogliamo dire qualcosa? Insomma, un bel progetto, anche ben disegnato. Secondo me dobbiamo dire non qualcosa, ma tante cose. Che il progetto Pinocchio è nato in sordina dai dirigenti della Federazione Ciclistica Nazionale, che hanno creduto da subito naturalmente nella promozione, però questa volta ci hanno messo più impegno delle altre volte, anche con l'aiuto di sponsor abbastanza importanti. Hanno lavorato molto e bene, noi li abbiamo seguiti, diciamo, l'anno scorso ci siamo classificati terzi come Rovigo a livello nazionale, quest'anno la mia prima uscita da responsabile del settore, abbiamo portato via con Verona un primo premio e un terzo con Rovigo, quindi
diciamo, il progetto sta andando avanti nel migliore. Noi ci abbiamo creduto da subito. C'è molta diffidenza in questo progetto, ci sono molte retrosie, ci sono molte cose che non quadrano secondo me. Nelle varie riunioni fatte sia in comitato regionale che nei vari comitati provinciali ho cercato di spiegarlo in maniera dettagliata. Dettagliata cosa vuol dire? Vuol dire che il progetto Pinocchio è la promozione del ciclismo nelle scuole, non è altro. Si voleva interpretarlo in 1000 modi, in 1000 risvolti, ma poi la realtà pratica è questa. Diciamo che c'è una selezione provinciale, c'è un impegno da parte dei dirigenti nazionali di fare questa manifestazione a Montecatini, perché naturalmente lo sponsor è un sponsor toscano, e le due manifestazioni sono state bellissime, 3 giorni meravigliosi da parte degli alunni, da parte degli insegnanti, e per quel che mi compete noi abbiamo avuto gli elogi da parte di tutti quelli che hanno partecipato, e quindi intendo proseguire, ecco, su questa strada che quest'anno comporterà sicuramente un qualcosa di diverso, perché faremo selezione a livello provinciale e poi, se va bene il tutto, diciamo, non mi pronuncio in più, cioè non dico qualche parola in più, ma dovremo fare anche una selezione regionale qua a Padova, in Prato della Valle, in maniera da fare una manifestazione grandiosa con i ragazzi nelle scuole. E noi le facciamo Io spero vada bene. E un applauso. Federico Zurlo, il ciclocrossista ma anche stradista, adesso mi deve presentare i suoi compagni di squadra, uno per uno. Allora, Tiziano Pastro al DS... Diamo il tempo alla cameraman di spostarsi, è vero, con passo felpato, ecco, che così almeno riusciamo a beccarli in primo piano. Allora, abbiamo Tiziano Pastro, il DS della postumia categoria allievi. Di fianco abbiamo, adesso è passato allievo, Daniele Beghetto. Un applausino non sarebbe schifo, Poi abbiamo Alessandro Savignano, sempre allievo. Poi abbiamo Riccardo, questo è passato juniore. Adesso abbiamo Matteo Barrichello, anche questo juniore. No, parente, non sei parente di Barrichello, no. Sopra abbiamo Mattia Simeoni, Oliviero, Luca e là che ti volevo, aiutante del postumia. Nome e cognome? Giancarlo Poletto. Allora, bravo Federico, complimenti. Bene, adesso terzo servizio, Under 23 Elite, fascia 1, e quindi buon divertissement. Vai Gianni. Fabio, abbiamo ancora il ricordo di Ziano di Fiemme, questa località che comunque, a parte il freddo, ci ha lasciato tutti quanti a bocca aperta, perché paesaggi così sono veramente singolari e rari. Una manifestazione che in soldoni, insomma, potete commentare col senno di poi e per poter mettere i paletti per il prossimo anno. Aggiungo che il percorso comunque è stato disegnato totalmente da voi. Sì, no, ci tenevo particolarmente per i maestri di mountain bike del nostro gruppo sportivo che hanno preparato ancora una settimana prima il percorso, ecco, nulla a togliere a Giacomo Salvador questo. Noi siamo un gruppo di maestri di mountain bike e facciamo mountain bike. Abbiamo proposto 4 anni fa il ciclocross come alternativa, abbiamo visto che insomma, dopo 4 anni ci sono stati dei buoni risultati, quindi proseguiremo su questa strada. Atto finale, terza
terzo spot per quanto riguarda le gare di Villa Lagarina con gli amici trentini sugli scudi dell'arcobaleno Carraro Team. Bisogna imparare anche dai trentini, pensate, loro riescono a fare trafori senza tanti problemi e noi ancora qua in Valsugana tribuliamo parecchio. I trentini in questo sono grandi organizzatori e soprattutto sono molto puntuali per quanto concerne non soltanto le organizzazioni sportive, ma proprio per saper organizzare al meglio il loro territorio. Un loro territorio che oggi bene fa alle nostre telecamere perché siamo in una località di grande pregio, non soltanto architettonico con Rovereto, ma Villa Lagarino offre uno degli scenari forse più importanti per quanto riguarda la produzione del vino, e qua stiamo parlando di Marzemino, ma poi c'è il Müller-Thurgau, ci sono tantissimi grandi vini e soprattutto tante mele, una produzione di mele, le renette, le pere, quindi il frutto del lavoro trentino paga, come stanno pagando bene questi corridori. Qua abbiamo gli Elite, gli Under 23, fascia 1 per quanto riguarda gli amatori, tanto per dire nel computo degli Elite abbiamo 14 corridori, mentre 13 ne abbiamo per gli Under 23 e 28 per quanto concerne la fascia 1. Cosa vuol dire questo? Che tramutate, facendo un conto complessivo delle 3 gare fin qui presentate, abbiamo un risultato che dà 250 iscritti. Bene, grazie Giacomo Salvador, grazie agli organizzatori dell'arcobaleno Carraro Team, i quali hanno saputo far affascinare, e questo lo vediamo, ed è proprio Simone Cusin della Cycling Team Friuli, il quale bene si sta comportando già da tante gare, lo vediamo indossare la maglia verde del Trofeo Triveneto. Il Friuli vediamo che sta riportando in auge grandi talenti. A parte Cusin ricordiamo certamente anche Jonathan Tabotta, che ci ha fatto brillare gli occhi proprio a buia, speriamo di rivederlo, ma vorremmo anche notizie di Gambino, vorremmo anche notizie di Fontana e chissà che non ci vengano a trovare. Tra i filari di Villa Lagarina in pratica vediamo quasi un testa a testa fra questi due corridori, uno è Trentin e l'altro è Damiani Luca. Trentin lo vediamo bene sinceramente, meglio dello scorso anno, di 2 anni fa, lo vediamo molto asciugato, molto asciutto, un bel fisico, e quindi sicuramente da qua alla fine del Trofeo Triveneto qualche soddisfazione potrà regalarla ai suoi tifosi, e ci mettiamo in mezzo anche noi come testata di Scratch. Noi siamo tifosi di tutti i corridori e vorremmo che ogni tappa ne vincesse uno diverso per dare titolo, per dare così gusto. Fruet Martino col numero dorsale del numero 11 dell'arcobaleno Carraro Team e anche organizzatore chiaramente di questa bella giornata trentina con Paccagnella Thomas della War Service Brenta. Paccagnella Thomas bene sta andando, come bene è andato anche l'altro Paccagnella nella fascia 2, e qua vediamo ancora Trentin che si sta impegnando in questo saliscendi, chiaramente delle asperità piuttosto importanti, anche perché sono da percorrere diverse volte nel circuito, 9, 10, 11 volte, per cui alla fine nelle gambe alla sera le tossine si fanno sentire veramente in maniera potente. Anche Ballardini Emiliano e anche Boscarato Lorenzo, ancora Trentin, vediamo la sua maschera, la fatica si fa sentire, chiaramente d'altronde non è mica facile. Fruet Martino sta interpretando una bella gara, sta sprecando molte energie. Trentin, Fruet lo abbiamo visto leggermente coperto, chissà che questo non porti favore al suo carniere. E ancora abbiamo visto anche Giuseppe Micheletto, anche lui bello pimpante in bicicletta. Ricordiamo anche Smarzaro Igor, intanto ancora il numero 5 di Luca Damiani, lui è in testa già da un bel po', quindi bene si sta comportando. Quell'altro era un doppiato, ancora Damiani Luca. Intanto una bella parentesi, un po' di coccole per questa bellissima coppia, auguri, chissà che possiate vivere 150 anni insieme e fare tanto una bella famiglia, la famiglia dello sport, come in questo caso la famiglia del ciclocross, come in questo caso la famiglia Moser, che riesce ancora a regalare speranze per uno sport pulito come in questo caso. Vediamo un altro atleta, abbiamo visto Zampedri, Retis, e quello era Andrea Bassani, poi Calvi Mirko, Gottardi anche, D'Urso Alessandro, qua ancora
In testa alla classifica Simone Cusin, in testa alla classifica del Trofeo Triveneto e soprattutto in testa anche a questa gara di Villa Lagarina. Bell'atleta questo, vediamo anche le telecamere come riescono a inquadrare tutte le scene e gli scenari che si vengono a costruire man mano che vanno avanti questi ragazzi. È molto bello il ciclocross, lo diciamo da una vita, abbiamo visto anche Tumler Michael dell'arcobaleno Carraro Team, anche questo oltre interprete e atleta è anche organizzatore di questa manifestazione. Anche Andrea Bassani l'abbiamo visto, in questo caso lo vediamo su questo saliscendi, ancora un momento importante con la bicicletta in spalla e non più pedalare ma correre, come sa correre questo atleta, lo vediamo bello, pimpante, fortissimo e sicuramente Paccagnella Thomas merita la maglia verde di leader della classifica perché si sta ben comportando, sa anche ben dosare le forze. In questa gara lo abbiamo visto, diciamo, stare là tranquillo, non fare grandi sciocchezze, anzi è sempre stato molto misurato nelle sue performance. Ancora il numero 23 l'abbiamo visto, Matteo Trentin, under 23 questo, mentre quell'altro era della categoria elite, ma anche Daniele Mensi lo vediamo bene. Gadotti Nicola, leggermente staccato rispetto a tutti, la scorsa settimana ha usato la free cam, quest'anno invece questa puntata vi abbiamo messi in castigo perché la free cam non l'abbiamo usata perché è stato un inconveniente tecnico, ma settimana prossima sicuramente la rimetteremo in sella, anzi sul manubrio di qualche atleta. Ancora con Simone Cusin, questo è invece il numero 9 ed è Thomas Paccagnella, il quale si sta involando non a vittoria perché mi pare che sia in terza-quarta posizione fino a questo punto, sta cercando di colmare il gap che lo divide da Luca Damiani e Martino Fruet, ma anche da Thomas Paccagnella, quindi quarta posizione per lui. Qua vediamo il numero 30, Micheletto Giuseppe, io saluto il papà Giuseppe Igino, quale è sempre presente e ci conforta il fatto che questi siano personaggi che ruotano intorno al ciclocross non tanto per muovere la bocca ma essendoci proprio materialmente in tutte le gare, e questo fa molto piacere. E qua vediamo una bella performance, soprattutto ha fatto un po' lo sborone Damiani Luca, si è alzato sulla sella, intanto vediamo Giuseppe Quarato, Damiani Luca su Fruet e Martino Elite, Paccagnella Thomas terzo, Zampedri D'Erica al quarto, Retis Diego al quinto. Questi sono per quanto riguarda gli Elite. Per quanto riguarda invece gli Under 23 abbiamo chiaramente Daniele Mensi su Matteo Trentin, Giuseppe Micheletto, pensate, terzo, siamo proprio contenti. La terza piazza per Intanto abbiamo visto Paccagnella terzo per quanto riguarda gli Elite, Mensi, Trentin, Micheletto, Smarzaro, Tabacchi per quanto riguarda gli Under 23 e qua vediamo un Simone Cusin, oramai attore consumato di questo Trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole, che si invola a giusta vittoria. Così Quadroni dovrà accontentarsi della seconda piazza, Da Ross, Cristian terzo, Del Riccio e Pintarelli chiudono al quarto e quinto. Vediamo, questo è il bel podio della giornata di Villa Lagarina, adesso le interviste. Damiani e Mensi, tu primo assoluto, una bella gara, insomma tutta quante giocate in casa. Sì dai, è stata una gara durissima, per fortuna rispetto all'anno scorso, visto che hanno tolto qualche salita, non posso che ringraziare gli organizzatori per questo. E la gara è stata durissima dal principio perché sono scappato con Trentin, poi lui ha ceduto un po' il passo e mi ha lasciato da solo da davanti a cercare di non farmi riprendere il Fruet che stava venendo su con un bel passo. Mensi, è un percorso tra metà ciclocross e mountain bike, d'altronde siamo nella patria del mountain bike, però ha prediletto un po' i fisici come i tuoi, abbastanza diciamo esili, che bene se la cavano sui percorsi un po' più impervi. Ma sì, diciamo che oggi comunque era il mio percorso, sapevo che potevo andare molto bene, anche perché venendo dalla mountain bike comunque diciamo che questi percorsi sono all'ordine del giorno. Devo ringraziare la squadra veramente perché ha fatto veramente un ottimo lavoro. Mountain bike e ciclocross sembrano parenti, però in effetti non sono parenti. Tu cos'è che preferisci, il mountain bike o il ciclocross? Diciamo che prediligo la mountain bike
però anche il ciclocross mi piace molto, un'attività invernale dove comunque riesco, diciamo, a tenermi in attività. È vero che il ciclocross più lo fai più affascina, c'è più forse il contatto con il pubblico. Ma io il ciclocross lo faccio praticamente da quando sono esordiente, anche adesso che sono un professionista non ho smesso di farlo perché è comunque un ambiente che si distingue dalla strada e dalla mountain bike per l'affetto che c'è tra noi corridori e che c'è col pubblico. Qui ti fai le scorrettezze in gara per modo di dire, ma dopo l'arrivo sono tutte strette di mano e complimenti per il risultato, quindi è sicuramente un mondo diverso, un mondo molto affascinante. Simone, è un po' come Zoppas, sta maglia verde vi sta bene, insomma. Sì, diciamo che oggi era molto dura, molto calda, per fortuna sin dall'inizio sono andato via. L'altra domenica scorsa ho ceduto nel finale e oggi è andata. Oggi Villa Lagarina era la città forse più calda d'Italia e quindi si è fatto sentire un percorso, diciamo, molto molto impegnativo. Sì, diciamo non tanto tecnico, però molte rampe, soprattutto il caldo sfianca. Prossimo appuntamento, la Mon è saltata, comunque poi saremo di nuovo dalle parti del Trentino, dell'Alto Adige. Insomma, questo ciclocross come lo vedi quest'anno? Ma come l'anno scorso, all'inizio c'è tanta strada da fare in macchina per andare alle corse, si parte la mattina, fra un po' arriviamo in provincia di Treviso, per fortuna vicino a casa. Mauro Garniga, organizzatore di questa bella tappa di questo trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole. In qualche maniera avete dipanato un tracciato a mezzo tra il mountain bike e il ciclocross, i quali gli atleti l'hanno gradito tutti. No, mi fa piacere che abbiano gradito, anche perché è proprio proporre un qualcosa di leggermente diverso dal solito cross che si può fare in Veneto, che è difficile fare da noi in Trentino perché non abbiamo le campagne completamente piatte. Il fatto di metterli a riprovarsi, rimettersi in discussione su un percorso che può somigliare a qualche prova di coppa serve anche, penso, al tecnico Scotti proprio per vederli su un qualcosa di più duro. Ecco, intanto i complimenti all'organizzazione, veramente siete stati impeccabili, ma questi bei filari, questi vitigni, di che vino saranno? Ma qui producono il vino del sindaco perché è un territorio comunale dato in gestione a dei contadini, è un vitigno sperimentale che stanno producendo da 4-5 anni. Quindi per coloro che vorranno assaggiare questo prodotto tipico di Villa Lagarina vicino a Rovereto, insomma. Sì, noi siamo comunque una terra di vigneti, qui c'è il Marzemino, ci sono tutte le varietà e questo proprio hanno denominato il vitigno del sindaco. Evviva il Marzemino, vino del Trentino! Dagli SMS mi fanno quelle confusioni. Vogliono che parlino Paccagnella e Stefano Retti. Io non so cosa dovete dire. Dite quello che volete, ci sono le vostre ammiratrici, penso. Allora, tu con sta maglia la tieni? Per ora sì, vediamo se magari faccio un regalino a Diego e vado a fare le gare del Giro d'Italia del ciclocross. E Ottavio come mi sta? Benissimo, starà guardando sicuramente. Beh, logico, Ovvio. Complimenti a te. Grazie. Retis, tu hai anche un fratello del comitato provinciale di Vicenza e però in bicicletta. Sì, io continuo ad andare in bici finché mi diverto, vado avanti così. Siccome vi hanno reclamato, fategli un saluto ai vostri fan. Facciamo un saluto a tutti i tifosi e continuate a fare il tifo. E un applauso, bravi! Contenti tutti! Prendiamo la cartellina, va! Allora, siamo proprio in conclusione. Allora, Gasparetto, io mi ricordo di lei qualche anno fa col Giro d'Italia delle piste. Sì. A Portoviro quando avete fatto qualcosa di esagerato. Ma no, esagerato, si è fatto... Non faccia l'umile, dai. Quello che era giusto in una prova di quel genere, di quel tipo. Ricordo che in quel periodo c'era anche la collaborazione dell'organizzazione nazionale del Giro d'Italia delle piste con orchestre di un certo tipo, quindi ma abbiamo fatto bene, dai. Molto bene. Occorreva perché nel Podegine, specialmente a Rovigo, nella zona del Basso Podegine, per dire, a Portoviro, dove quel velodromo è stato costruito non con i soldi pubblici, ma con soldi e sacrifici dei locali, delle persone che ci vivono. Sangue e sudore. E di una società che è la Ciclistica Polesana, che con il mitico presidente, ora onorario, Cipriano Marangon, che adesso c'è il figlio, che è direttore sportivo, ma è il direttore del centro della pista, quindi veramente merita un applauso perché ad avere un velodromo di quel tipo costruito
con pochissimi contributi, diciamo a livello di contributi, non Un applauso a questo grande benemerito. Esatto. Grazie. Ricordiamo che la gara di Ramon, ahimè, è stata sospesa. Adesso voi dovete dire, oh, chi... Allora rifacciamo dopo, ragazzi. Chi è pronto? Con chi parlo? Con chi parliamo? Abbiamo un telefono che non è... Pronto? Chi parla? Pronto? Bruno Capuzzo. Bruno! Non potevi mancare a questa No, volevo salutarvi. Questa è una tua... Semplicemente complimentarmi con i tuoi ospiti perché hai un bel parterre. Ma poi la gente è gente che sa lavorare. Gente che lavora dall'inizio, dalla base, cominciare da Arturo Faedo, che sta facendo un lavoro veramente encomiabile. È gente che è abituata ad alzarsi le maniche, no? Bravo. Mi piace che tu sia attento, Bruno. Ho sentito anche la telefonata di Felice, mi ha fatto veramente piacere. Anche a me mi ha fatto Non ci felice. credevo neanch'io quando l'ho sentito, No, ma infatti, però guarda. mi avete fatto una grandissima sorpresa. Io sono ancora qua che Anzi, sono me l'ha incredulo. fatta lui. Io sono incredulo ancora, Bruno. No, era proprio lui. Perché... Garantito? No, certo. Stai attento, Bruno, io ti ringrazio per questo tuo intervento. Siamo leggermente sforati, siamo in chiusura. Spero che settimana prossima tu ci sarai perché abbiamo una grande puntata. D'accordo, Ok. ci sarò. Un applauso. Grazie, un applauso a tutti voi. Bravi. Infatti si diceva che la Mon mi pare che sia saltata e voglio dire, oh, allora la Mon è saltata. Ma ragazzi, ma siamo in chiusura. Più forte. Allora, la Mon è saltata. Però settimana prossima sarà una puntata veramente con i fuochi d'artificio. Invito tutti quanti a partecipare. Io intanto voglio salutare, oltre a Gasparetto Vittorio, e un applauso, anche Graziano Barbierato, presidente provinciale di Rovigo, grazie. Sappiate che questa è casa vostra, di tutta la gente che ha buona volontà. Arturo Faedo, mi hai conquistato. Mi devi venire con un docente nelle prossime puntate e parlare con chi è a contatto con gli alunni. Senz'altro. Federico, ci vediamo a Bolzano? Ci vediamo. Domenica cosa fai? Domenica sono su una premiazione in Toscana e poi dall'altra ricominciamo con i cross. E io invece do un augurio di una buona serata a questa società che è una società al femminile, prima parlavamo proprio della Buderus, Cicli Cavalera, io ho perso il foglio ma so che a Lugo di Vicenza presenteranno la società con le premiazioni, quindi tutti a Lugo di Vicenza alle ore 16, al team Buderus Cavalera vanno i nostri auguri, è una serena conclusione della loro attività. Io saluto tutto questo bellissimo pubblico, è vero, un applausino. L'appuntamento per settimana prossima, stesso orario, stesso emittente. Vi voglio ricordare che la replica di questo programma andrà in onda domani, sempre su Euroitaly Milano Sat, alle ore 19:25. A tutti quanti un in bocca al lupo, ciao Rudy, grazie per avermi salutato, forza Inter, insomma, grazie a tutti. Grazie. Grazie per